E oggi andremo a sprombattuto perché passiamo un po', se mi passate il termine, dalla teoria alla pratica, nel senso abbiamo tanto parlato di come comunicare l'opportunità dei servizi digitali, dei pagamenti digitali e in generale di come una pubblica amministrazione, anzi di diversi enti pubblici, perché avevamo anche camere di commercio e via dicendo, devono accogliere questa sfida si della stavano scaricando comunicazione. perché sono tanto pesanti. Adesso ho cambiato internet, quindi. Scusami Giacomo, se ti puoi mutare anche te. Dopo aver fatto quindi una serie di ragionamenti sul tono di voce, su come usare i social, sulla scrittura di un comunicato stampa, e oggi passeremo ad avere degli esempi sull'asse, se posso dire, Roma-Firenze, quindi due città bellissime. Amplieremo i nostri orizzonti, che è una cosa che fa sempre bene, anche perché poi quando si parla di digitale ovviamente non ci sono orizzonti in realtà. Quindi passerei subito la parola a Ilenia Zambonin di Agenda Digitale Regione del Veneto, che ci fa un po' il fil rouge di quanto abbiamo fatto finora e ci lancia il webinar. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie perché oggi siamo veramente in tanti a partecipare. Allora, questo webinar, come diceva Enrico prima, nasce da un momento di confronto e oggi abbiamo queste due importanti esperienze di INPS e il Comune di Firenze. Tuttavia cercherò di fare una brevissima sintesi di quello che è il progetto della rete dei comunicatori, perché magari tanti di voi ancora non lo conoscono, è la prima volta che partecipano. È un progetto che abbiamo voluto fortemente come Agenda Digitale del Veneto, nasce a luglio del 2020 e quello che era il nostro obiettivo è creare una squadra sul territorio che sappia comunicare al meglio i servizi digitali. L'esigenza di questo progetto nasce in quanto ovviamente lavorando sul tema digitale c'è evidente che ci troviamo di fronte. È partito il webinar che seguivo contemporaneamente. Ok, e stavo dicendo che ci troviamo, ovviamente è evidente che ci troviamo di fronte ad una massiccia informatizzazione dei processi che chiaramente si traducono per la pubblica amministrazione in più numerosi e articolati servizi da fornire ai nostri cittadini. Non so se avete visto proprio un articolo del Sole di 24 Ore di qualche giorno fa, dove ha pubblicato uno studio di Anitec e Assinforma, dove proprio testualmente dice che il 2020 ci ha consegnato un mondo più digitale e ha aggiunto che adesso abbiamo la necessità di passare da un'ottica emergenziale a un'ottica strutturale. Questo significa che bisogna trasformare il digitale e che deve diventare proprio un vero punto cardine per la ripartenza. Mi sembra abbastanza evidente quanto questo possa e debba essere declinato nella nostra pubblica amministrazione. Ad esempio, non dimentichiamo la scadenza che ha visto tantissimi comuni, parlo per la Regione Veneto, impegnati, la scadenza del 28 febbraio, dove 537 comuni su 563 hanno aderito al Fondo Innovazione. Il Fondo Innovazione era un bando dove hanno dato un contributo ai comuni che serviva per fornire nuovi servizi digitali utili ai cittadini. Chiaramente, insomma, ci sembra più che evidente che la promozione dei servizi digitali è diventata oramai fondamentale. Cosa facciamo con la rete dei comunicatori? Prima ce lo stava anticipando Enrico. Ci troviamo una volta al mese, abbiamo questa scadenza fissa oramai, è diventata il nostro punto d'incontro. Purtroppo solo webinar, ma contiamo in luglio di farlo magari anche di persona, dove cerchiamo di volta in volta di affinare le competenze, soprattutto in ambito di comunicazione social, a questa rete. Abbiamo ad esempio visto quello che in comunicazione viene chiamato il tono di voce, ovvero qual è il linguaggio più utile da
da scrivere, da trasmettere, in modo che per il cittadino sia più comprensibile. Tra l'altro ricordatevi che stiamo parlando di servizi digitali, già il tema è un pochino ostico e difficile, se ci mettiamo anche dei linguaggi burocratici non ne usciamo. Poi abbiamo visto, ad esempio, abbiamo proprio fatto dei webinar dedicati ai canali social, abbiamo visto Twitter, abbiamo visto ormai il social network più utilizzato che è Facebook, ormai le pubbliche amministrazioni lo usano tutti, e abbiamo visto poi anche come creare un copy, può essere il testo più efficace. E abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi un passettino in più. Abbiamo fatto 2 laboratori di co-design. Praticamente ci siamo ritrovati, abbiamo fatto dei tavoli di lavoro dove ci siamo confrontati e abbiamo progettato assieme la campagna di comunicazione per i pagamenti digitali. Chiaramente con i miei colleghi ci confrontiamo spesso e ogni webinar è sempre in divenire. Questo infatti è un confronto nuovo, è la prima volta che lo facciamo. Siamo consapevoli del fatto che questi webinar siano solo il primo tassello di un percorso che nasce fondamentalmente per accompagnare le pubbliche amministrazioni verso una definizione di una linea strategica di comunicazione migliore e più efficaci. L'obiettivo però, come dicevo prima, non è solo quello per la rete di comunicare al meglio, che insomma speriamo di riuscire a farcela, ma è anche quello che diciamo sempre noi, è l'utilizzo del servizio digitale. Quindi se noi possiamo essere i più bravissimi a progettare un servizio utilissimo per il cittadino, ma se poi il cittadino o l'azienda o l'impresa o l'ente pubblico stesso non lo utilizza, il nostro obiettivo viene un po' a mancare. Quindi quello della rete è un misto tra comunicazione, quindi saperlo comunicare, e anche quello di accompagnarci e supportarci in un percorso di confronto e di progettazione proprio, perché no, anche di nuovi servizi utili ai cittadini. Ora io non vorrei dilungarmi tantissimo, ma visto i tempi direi che possiamo, Enrico, se dici, lasciare ai nostri... Stavo per far suonare il gong di Lo cui sapevo. sono munito per l'occasione, ma sei stata bravissima. Grazie. E tanto devo dire, voglio ringraziare i nostri 3 ospiti che ci racconteranno le loro esperienze. Devo dire loro che sono anche un po' invidioso perché la partecipazione di oggi è veramente ampia. Questo mi fa capire che insomma c'è interesse attorno alla loro testimonianza. Vedo già che si è cominciato a scrivere sulla chat, la nostra rete di comunicatori, quantomeno sappiamo che se la nostra chat sa comunicare, usate la chat per qualsiasi dubbio, domanda, opinione, ci sarà un momento finale in cui leggeremo le domande e tireremo un po' le somme. Bando alle ciance, parliamo dell'app INPS Mobile. INPS risponde, sappiamo che INPS risponde, INPS dà una serie di servizi, andiamo un po' a scoprirli. Parliamo dello sportello telematico, passo la parola a Guido Ceccarelli, che devo leggere perché ha una qualifica piuttosto ampia, è dirigente dell'area canali, portali, e-collaboration della direzione tecnologia, informatica e innovazione INPS. Guido, spero di aver detto giusto, e a te la parola. Sei muto forse, Guido? Avevo mutato il microfono e ho dimenticato di riaccenderlo. Grazie Enrico, grazie Ilenia, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere partecipare, avere questa opportunità per condividere con voi il percorso che abbiamo intrapreso e che stiamo portando avanti con una grande convinzione in INPS. Sottoscrivo parola per parola tutto quello che ha detto Ilenia nella sua introduzione. Molto importante questo concetto della comunicare bene e riuscire finalmente a avviare quella che è una partnership importante con i nostri utenti, generalmente li chiamiamo proprio stakeholder, quindi portatori di interesse, perché è solo con una partecipazione attiva di chi poi il servizio lo deve utilizzare che possiamo riuscire a ottenere come dire,
un onboarding, un uso che poi abbia senso, perché ricordiamoci una cosa, anche se siamo pubblica amministrazione, come tali fornitori di servizi in regime sostanzialmente di monopolio, perché noi non abbiamo una questione di concorrenza, per cui puoi venire da me o da un mio concorrente, ma devi venire per forza da me. Quindi potrebbe sembrare quasi nel passato, è sembrato quasi superfluo fare marketing, informazione, coinvolgere l'utente, ed è un atteggiamento che si rivela sempre più sbagliato, perché noi stesse amministrazioni, soprattutto nel momento in cui ci rivolgiamo sempre più in maniera digitale all'utenza, abbiamo bisogno di condividere con l'utenza i metodi, le metodologie e i sistemi che mettiamo a disposizione, perché un utilizzo condiviso e rispondente alle esigenze di chi poi utilizza il servizio porta effettivamente poi qualità nei procedimenti interni, nei dati che acquisiamo, e quindi riduce oltre ad aumentare la soddisfazione dell'utente, che non fa mai male, riduce anche la difettosità di quello che noi andiamo a lavorare con le nostre procedure. E lo dico in particolare come dirigente della parte tecnologica, perché naturalmente sono particolarmente attento ai temi dei dati, delle informazioni e della loro correttezza. Da questo punto di vista l'istituto non è che si è trovato consegnato dall'emergenza a un mondo più digitale. Il mondo era già avviato al digitale, solo che noi tutti ci siamo sempre fatti un po' troppo scudo del problema cosiddetto del digital divide, cioè del problema per cui sì, ma la gente non sa utilizzare lo strumento e via dicendo. Beh, questo è un elemento, un vincolo che forse è quando ne sentiamo parlare dobbiamo cominciare a relegarlo più nelle giustificazioni gratuite che non nella realtà del mondo al quale partecipiamo. Ormai le persone, ivi incluse quelle che abbiamo sempre considerato un po' più indietro, come gli anziani, sanno benissimo come utilizzare un cellulare, lo utilizzano per postare le foto su Instagram o su Facebook e vedere le foto delle vacanze dei nipoti e via dicendo. Quindi a patto che noi realizziamo dei servizi che siano in linea con la loro capacità d'uso, e quindi senza inventarci nuovi modi, nuovi strumenti astrusi, ma ricalcando un po' quelle metodiche che loro trovano familiari, sicuramente possiamo riuscire ad avvicinarli maggiormente in modo più qualitativo a quelli che sono i nostri sistemi e servizi, ovviamente. Io da questo punto di vista vi parlo brevemente, ma in modo molto così ad alto livello, perché ovviamente non intendo qui affrontare questioni di natura tecnica che non sarebbero nel nostro scopo, ma giusto per spiegarvi che cosa l'istituto ha fatto. E partiamo dal mondo dall'approccio ai servizi su mobile. L'istituto ha approcciato il mobile già dal 2010, secondo la filosofia per cui non ha più senso chiedere all'utente, in virtù di questa cosa che dicevo del regime monopolistico che abbiamo, di dirgli: se tu devi fare questa cosa, allora vieni qui da me, te lo dico io dove devi andare, esattamente a che ora, in che giorno. Ma abbiamo cercato di invertire il trend verso una logica per cui è l'istituto, quindi la pubblica amministrazione, ti porta il servizio nei luoghi e nei modi che a te vengono più comodi, perché in fin dei conti noi dobbiamo ricordarci che siamo al servizio della cittadinanza e della socialità. Quindi fin dal 2010 abbiamo approcciato il canale mobile, perché abbiamo visto che c'era una grande diffusione, che poi è un fenomeno particolarmente italiano, più che sicuramente diffuso, ma in Italia con una violenza, con una pervasività molto elevata. E abbiamo pertanto la nostra applicazione INPS Mobile, che è il nostro contenitore principale di servizi, che è scaricabile sia per la piattaforma Android, sia per la piattaforma Apple, quindi iOS, sia per smartphone che per tablet, e che ad oggi contiene circa 34 servizi accessibili con lo SPID, fin tanto che lo SPID c'è, con la carta d'identità elettronica, con
con la Carta Nazionale dei Servizi. L'applicazione è stata realizzata in modo nativo sulle piattaforme, quindi non è semplicemente una procedura web che tu vedi in qualche modo, te la riadatti, ma è stata nativamente realizzata sfruttando quello che le piattaforme Android piuttosto che Apple ci mettono a disposizione proprio per semplificare al massimo l'esperienza, la user experience che l'utente ha nell'approcciarsi ai nostri servizi. In questo modo noi siamo anche riusciti a portare dei servizi sul mobile che garantiscono un'esperienza d'uso anche più semplice rispetto al corrispettivo nel mondo web. Adesso non vi lasciate così disorientare da questa slide che è un pochino tecnica, ma questa slide mi serve per farvi capire in che modo abbiamo approcciato il mondo del mobile, perché sarebbe stato molto pesante, molto oneroso per l'istituto prendere i suoi servizi applicativi, che già ne abbiamo circa 400 sul portale INPS, e rifarli in maniera tale da erogarli su mobile. Abbiamo scelto una via diversa. La via è che i servizi parlano con un oggetto che abbiamo costruito al centro, un gateway, che si chiama questo service gateway che vedete nella metà superiore della slide, in un modo che concordiamo, cioè stabiliamo delle regole con cui attraverso le quali si parla e i servizi espongono i loro dati, i loro metodi a questo gateway. Questo ci permette dall'altro lato di costruire l'interfaccia utente sulla piattaforma mobile con le sue specifiche caratteristiche, interfacciandoci con il gateway. Questo metodo ci permette di essere molto più dinamici, molto più flessibili, di non sviluppare 2 volte i servizi solo perché li dobbiamo fare sia per il web che per il mobile. Ed è stato sicuramente una logica vincente, perché diversamente da quello che accade tradizionalmente sul portale, dove un servizio può presentarsi anche in modo un po' diverso da un altro in termini di layout, di navigazione, di modalità di utilizzo, mentre invece grazie a questa strategia tutti i servizi che abbiamo portato sul mobile si presentano tutti allo stesso modo, sono omogenei in termini di usabilità, di layout, di brand identity e via dicendo. E questo è stato molto apprezzato dagli utenti, con i quali abbiamo attivato anche un percorso di contatto diretto attraverso questo canale mobile, perché riceviamo le loro segnalazioni, i loro suggerimenti, li esaminiamo e li utilizziamo per migliorare qualitativamente e costantemente le cose. Qui vedete anche il simbolo di Huawei, perché Huawei si è staccato dal normale store Google Play Store per le applicazioni, ha creato un suo store, e quindi, considerato la grande pervasività dei dispositivi Huawei, almeno in Italia, abbiamo ritenuto, oltre al mercato Android e iOS, di dover supportare anche il nuovo store di Huawei in questo modo. Questi sono alcuni dei numeri che caratterizzano il nostro approccio al mobile, con circa 1,5 milioni di installazioni sulla piattaforma iOS, quasi 3 milioni sulla piattaforma Android. Non abbiamo i dati per Huawei, perché lo store di Huawei ancora non espone queste informazioni, e possiamo dire di aver avuto circa 139 milioni di accessi all'app INPS Mobile nel 2020, che è sicuramente un dato ragguardevole, anche se siamo convinti di poterlo ulteriormente incrementare, perché sappiamo che gli utenti che accedono ai nostri servizi da mobile sono una quota ancora piccola rispetto alla totalità di quelli che vi accedono in modalità web tramite il portale. Poi abbiamo anche delle altre app, le vedete qui in basso a sinistra, in particolare dell'app Ufficio Stampa ne parlerà più diffusamente Alessandra Fornaci tra poco, ma abbiamo poi creato delle applicazioni un po' più verticali per non affogare l'app INPS Mobile di troppe cose che avrebbero poi reso complicata l'esperienza d'uso da parte dell'utente. Un elemento che si sposa con il mobile, e non solo, ma anche con gli altri canali che abbiamo attivato sfruttando la situazione emergenziale, ma non perché c'era l'emergenza, perché guardate, noi il concetto di sportello telematico lo avevamo presentato agli Stati Generali dell'Informatica che abbiamo tenuto a febbraio 2020, quindi poco prima che scoppiasse la pandemia e tutto quello che ne è conseguito. Ed era proprio un modo per noi di approcciare l'utente, proseguendo la nostra strategia multicanale, sempre più per portare il servizio dove a lui fa comodo, nei modi in cui a lui fa comodo. Quindi l'idea era quella di dire: perché tu devi
prendere i mezzi, la macchina, stare a vedere un orario e correre da qualche parte per accedere a una sede INPS, quando con la tecnologia io oggi posso portarti lo sportello direttamente in modo più semplice tramite telefono o altri canali di interazione. La pandemia ci ha accelerato questo processo che volevamo realizzare, per cui siamo passati da una logica per cui l'utente si presenta in sede, stacca il numeretto e fa la fila per accedere allo sportello, a una logica per cui in primo luogo l'utente si prenota l'accesso in sede e può prenotarsi attraverso 4 canali principali, 3 diciamo, che sono il portale web nell'area MyINPS, la stessa app INPS Mobile che vi ho fatto vedere prima, che al suo interno ha uno dei servizi che ti permette anche di prenotare l'accesso in sede, l'operatore di contact center, e qui non c'è, ma anche il funzionario di sede che risponde all'ufficio relazioni con il pubblico, che ti prendono una prenotazione in qualche modo, e quindi tu sai già che il tuo contatto con lo sportello INPS sarà il giorno X a quell'ora, ma in aggiunta all'utente abbiamo dato la possibilità di scegliere se lui vuole recarsi fisicamente presso la sede, primo canale, se vuole essere richiamato telefonicamente dalla sede, quindi a quell'ora chi sceglie questo servizio, invece di andare in sede, sarà richiamato dal nostro funzionario che telefonicamente risponderà alla sua esigenza. Il terzo modo, che attualmente è già attivo in 17 regioni, entro giugno sarà attivo su tutta Italia, è proprio il vero e proprio sportello telematico, per cui io prenoto un ricontatto tramite web meeting, per cui io interagirò con il funzionario INPS come se fossi allo sportello, ma invece di essere andato allo sportello sto dialogando con lui attraverso uno strumento come quello che stiamo utilizzando oggi per questa cosa, che non è Zoom nel nostro caso, ma è Teams. E poi, siccome qui do anche un'anticipazione, stiamo portando il servizio di prenotazione anche sugli Home Assistant, per cui sarà possibile prenotare il proprio accesso agli sportelli anche da parte di chi in casa ha un Google Home piuttosto che un Alexa di Amazon. Adesso scusatemi, ho detto Alexa, ce ne ho una qui vicino e mi si è accesa, spero non si senta parlare. Questa è, diciamo, qui c'è il flusso, io spero che Enrico dammi tu un segnale se mi sto allungando troppo. Se puoi andare verso la chiusura. Perfetto, qui sono concetti che ho già detto, poi queste slide ve le facciamo vedere, non abbiamo nessuna difficoltà. Questo è come si mostra l'app di prenotazione nell'immagine centrale, vedete viene proprio staccato l'equivalente del ticket che ti dà il totem elimina code con un codice con il quale vieni chiamato. La cosa importante è che abbiamo tutto integrato con i nostri sistemi di back office, quindi lo stesso totem che ti dà il numero se tu entri in sede è lo stesso che ti eroga il numero quando tu ti prenoti al telefono con l'app o via web, e la gestione del contatto con l'utente da parte del nostro funzionario, indipendentemente dal fatto che lo ha davanti in presenza fisica, dall'altro lato del telefono o dall'altro lato di una telecamera, avviene con lo stesso strumento di CRM, Customer Relationship Management, che utilizziamo sul contact center, che utilizziamo allo sportello e che utilizziamo a tutto tondo, per cui abbiamo che tutta la storia della relazione dell'utente con l'istituto sta nello stesso strumento, nello stesso repository di dati, e di conseguenza chiunque acceda abbia necessità di sapere quella persona che relazione ha avuto con l'istituto, lo trova in un unico punto, indipendentemente dal fatto che questa persona si sia relazionato con l'istituto in una molteplicità di modi, di tempi e di canali differenti nel tempo. Non vi sto qui a mostrare questa slide per non rubare tempo a chi viene dopo, ma naturalmente chiunque avesse poi delle domande, eccetera, io sono a disposizione per... naturalmente lo sportello telematico è un passaggio che a noi permette in futuro, abbiamo già in mente diverse evoluzioni per migliorare ulteriormente il nostro impatto
e la nostra disponibilità nei confronti dell'utente. Pensate solo, faccio un piccolo accenno, ma pura fantascienza, non stiamo parlando di cose che possono venire in tempi rapidissimi, ma voi capite che nel momento in cui siamo riusciti a dematerializzare un concetto come lo sportello al punto tale da portartelo direttamente a casa, possiamo dematerializzare una serie di altre rigidità che nelle organizzazioni ci sono, come ad esempio il fatto stesso che tu debba andare nella sede di Verona solo perché risiedi a Verona, ma se io ti do il servizio di sportello con strumenti di questo genere, io potrei mettere a fattor comune tutti i funzionari che ho sull'intero territorio nazionale e non essere più vincolato a risponderti solo con quelli di Verona, e quindi andando anche in una logica per cui non ho più di tanti funzionari che ho, in realtà ne ho solo tot per te e tot per qualcun altro, ma un intero pool di risorse da mettere a disposizione dell'intera utenza, e quindi in maniera più flessibile, più rapida e probabilmente più omogenea anche in termini di qualità delle risposte e dell'azione che esercitiamo nei confronti dell'utenza. Vi ringrazio, scusatemi se mi sono dilungato un po', ma poi se qualsiasi approfondimento sono a disposizione. Grazie Guido, veramente, anche perché noi possiamo definire l'INPS magari come una multinazionale della pubblica amministrazione. Sappiamo che le risorse e anche le dimensioni di INPS sono probabilmente rispetto ai nostri comunicatori molto grandi, però ci hai restituito tanto il lavoro che è stato fatto e un concetto che noi ripetiamo spesso: pianificare, la strategia, è quell'arrivare prima è quello che rende poi una scelta vincente, e le date dal 2010 e il fatto che tuttora tu venga qua e ci racconti quello che è, ma anche quello che state già pensando di fare, secondo me a livello proprio di mentalità è un esempio di come si dovrebbe agire. Ho trovato veramente molto, molto interessante il tuo excursus e ovviamente i servizi. Poi ti anticipo già che ti chiederò qual è stato il criterio con cui li avete scelti questi servizi intanto da portare sull'app. Ma se rimaniamo sempre in casa INPS, passo la parola. Tu prima citavi, Guido, l'ufficio stampa, l'app dedicata ai giornalisti, e facciamocela raccontare da Alessandra Fornaci, che è della Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione. Alessandra, prego, a te. Eccomi, grazie Enrico, e grazie Ilenia e grazie a Luca Di Pietro per averci dato l'opportunità di presentare questi canali mobile che siamo impegnati a sviluppare, come Guido ha raccontato, già appunto da 2010. Non so se vi arriva la presentazione. Ci arriva. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, intanto volevo così partire un po' dalla nascita di questa app che è stata rilasciata per la prima volta nel 2011 e nasce un po' come una costola del portale versione 2010 dell'INPS, che aveva proprio una sezione denominata INPS Facile, con all'interno questa sezione ufficio stampa. Quindi l'idea dell'app era facilitare ulteriormente i giornalisti, anche in mobilità, nell'accesso alle ultime novità, in modo tale da consentirgli anche di lavorare e organizzarsi il lavoro di redazione anche muovendosi. Quindi questa era un po' l'idea. Ovviamente poi con l'aggiornamento, lo sviluppo del nuovo portale, che è stato rilasciato nel 2017 ad aprile, questa app è rimasta disallineata, perché era gestita con degli automatismi da portale dal punto di vista dell'aggiornamento dei contenuti e quindi senza interventi di tipo redazionale, per cui è stato necessario porsi il problema di cosa facciamo di questa app. Ecco, come diceva Ilenia, è molto importante far sapere sempre, no, l'esistenza degli strumenti e dei servizi che noi mettiamo a disposizione, per cui sono felicissima di trovarmi davanti a una rete di referenti della comunicazione, perché conto moltissimo sul fatto che voi possiate diventare poi utenti, utilizzatori di questa app. Ci siamo posti il problema, sempre nell'ottica di avere un po' una visione, no? per orientarci, vale la pena investire sullo sviluppo di questa app o non vale la pena, a giudicare anche nel 2018 dal livello di penetrazione del mobile, che era elevatissimo, e dalla velocità anche per il download disponibile. Abbiamo pensato che ne valesse assolutamente la pena. Non solo, abbiamo anche pensato che oltre a rivolgere questa app ai giornalisti,
giornalisti, potevamo anche puntare a ingaggiare nel processo di diffusione dell'informazione istituzionale appunto reti di comunicatori come la vostra, e anche diciamo gli stessi cittadini utenti che ovviamente voi sapete oggi sono sui social molto attivi, e quindi diciamo anche il cittadino che volesse fare in qualche modo servizio e condividere le informazioni utili con altri dei propri contatti attraverso le chat, attraverso i social, ovviamente può utilizzare in questa ottica l'app. Ora, la pianificazione, dicevate prima, è sicuramente la base, no? per ragionare in questi termini. La scelta che noi abbiamo fatto rispetto a questa app è stata di puntare intanto a un ripristino nell'immediato del funzionamento, perché voi capite che quel disallineamento totale che si era verificato con il rilascio del nuovo portale era importante dare subito almeno la possibilità di accedere attraverso l'app alle news, ai comunicati e a dei contatti ufficio stampa aggiornati, e quindi questo è stato il primo intervento che noi abbiamo pianificato rilasciando questa app aggiornata a ottobre 2017. Dopodiché nella seconda fase, diciamo così, del ripristino abbiamo anche provveduto a cercare di allineare i contatti, oltre che i contatti, le sezioni, conferenze stampa, documenti diciamo in multimedia, e abbiamo anche integrato l'account Twitter dell'INPS e il canale YouTube dell'istituto, e questo con un secondo rilascio a dicembre 2017. Quindi diciamo che nello stesso anno del rilascio del portale abbiamo di corsa allineato anche l'app, e abbiamo presentato questa versione in una videoconferenza interna alle direzioni territoriali, documentando ovviamente il tutto nella intranet. Dopodiché, questa è l'app a sinistra, vedete com'era il layout, vedete queste iconcine, e queste iconcine sostanzialmente davano accesso a notizie, comunicati, il microfono, le conferenze stampa, multimedia e poi Twitter, l'account, così da vedere anche che cosa spingevamo nei social, il social ovviamente più utilizzato dai giornalisti abbiamo scelto, e i documenti che sono indicati dall'iconcina dell'attache. La scelta veramente pionieristica che abbiamo fatto per la fase 3 è stata quella di adottare una metodologia proprio centrata sulla rilevazione delle esigenze e delle aspettative dell'utenza di riferimento, e quindi abbiamo in questo senso colto l'opportunità della settimana dell'amministrazione aperta promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica a partire dal 2017, e quindi nella settimana 2018 abbiamo messo in calendario anche questo focus group con un panel di giornalisti, diciamo 10-12 giornalisti con i quali noi lavoriamo in maniera molto, diciamo così, continuativa, e questa stretta collaborazione l'abbiamo utilizzata chiedendo loro la disponibilità non solo a fare dei test di usabilità sulle versioni precedenti, ma anche nell'indicarci che cosa si aspettavano nello specifico da questa app. Avevamo già in precedenza ascoltato in parte, grazie diciamo all'intervento del nostro direttore di allora, Relazioni Esterne, Giuseppe Conte, oggi direttore della formazione in INPS, le esigenze del territorio, nel senso che diversi direttori regionali avevano rappresentato l'esigenza di avere un canale di comunicazione diretta con i media anche locali, e quindi abbiamo pensato di completare questo processo di raccolta delle esigenze dell'utenza interna e appunto del target di riferimento principale, giornalisti, ma abbiamo detto non esclusivamente. Abbiamo così lavorato a sviluppare sulla base di queste esigenze una prima versione 2.0, diciamo abbiamo lavorato un po' in logica agile, quindi abbiamo fatto dei rilasci successivi cercando di restituire all'utenza di riferimento quello che stavamo facendo per raccogliere ulteriori feedback e arrivare diciamo alla versione 3 che era poi il punto di arrivo, e diciamo questa pianificazione diciamo doveva concludersi a dicembre 2019, ma diciamo a causa di una ennesima riorganizzazione dell'INPS che ovviamente ci ha cambiato tutta la dirigenza e ha creato qualche difficoltà, no, nella continuità dell'azione, siamo arrivati poi attraverso il lockdown, testando l'app eccetera, a pubblicarla a giugno 2020, quindi abbiamo avuto diverse situazioni che hanno un po' complicato le cose.
E qui vedete un esempio di resoconto della videoconferenza del 2019 nella intranet. Volevo evidenziare, diciamo, perché il nostro intervento deve anche darvi un po' una esperienza, no, sul campo di gestione della comunicazione, come laddove si decida di adottare un approccio centrato sulle esigenze dell'utenza, è fondamentale accompagnare tutto questo processo con un'azione di comunicazione. Questo è essenziale, cioè diciamo, le metodologie agile e anche, diciamo, la progettazione centrata sulle esigenze degli utenti ovviamente porta con sé un confronto, l'esigenza di un confronto continuo, e questo deve essere in qualche modo preso in carico sia dalle funzioni di comunicazione che dalle funzioni che assicurano poi il supporto tecnologico. Questo è molto importante. Quindi nella fase di ascolto noi siamo partiti da, diciamo, questo annuncio del focus group dopo questa sorta di tour che aveva fatto il direttore sul territorio per recepire le esigenze delle direzioni territoriali, portando a casa questa necessità di avere un canale nell'app attraverso il quale pubblicare notizie, diffondere notizie. E quindi abbiamo poi spinto sul coinvolgimento dei giornalisti con questo focus group. Abbiamo dato conto di quello che è uscito da questo focus group con una successiva Alessandra. Solo un'informazione di servizio per questioni di tempo, facciamo i call alla fine poi dell'intervento di Barbara Tonetto. Va bene, faccio proprio da regia, li riprendiamo dopo nella parte conclusiva. Perfetto, benissimo, grazie Enrico. E dicevo, poi abbiamo presentato nella conferenza stampa che si è tenuta il 6 dicembre la versione 2.0, cioè il primo passaggio dello sviluppo verso la versione 3, e anche in una videoconferenza interna, ovviamente con le direzioni regionali, questa stessa versione, anticipandogli in più ulteriori, diciamo così, sviluppi per arrivare alla versione 3, per verificare se eravamo allineati anche rispetto alle loro esigenze. Quindi nella fase di raccolta dei requisiti e di primo sviluppo vedete che c'è sempre stata un'azione di comunicazione interna ed esterna che ha accompagnato. Lo stesso, diciamo, per la fase di lancio della versione 3 è stato, e di formazione di coinvolgimento dei redattori delle direzioni territoriali. È stato importantissimo partire, nel caso ovviamente del rilascio, dalla intranet e quindi da notizie e messaggio ufficiale inerente al rilascio negli store della versione 3. Ovviamente nel frattempo abbiamo provveduto ad aggiornare la descrizione negli store. Abbiamo provveduto ad aggiornare la pagina di presentazione delle app nel portale e abbiamo cominciato a segnalare con Twitter il rilascio di questa nuova versione. E poi diciamo, abbiamo costruito ovviamente una pagina intranet dedicata proprio al sistema di gestione, perché come vedrete a breve questa applicazione non è più aggiornata esclusivamente con degli automatismi da portale, ma comporta degli interventi di tipo redazionale per consentire proprio alle direzioni regionali di pubblicare notizie che possano essere utili anche a facilitare la promozione dei servizi sul territorio. E quindi nella pagina noi abbiamo messo il link di accesso al back-end che consente ai redattori del territorio di inserire e far pubblicare a noi queste notizie nella app. E abbiamo anche messo il front-end web di supporto che serve a dare piena fruibilità all'utenza esterna, cioè giornalisti e cittadini che si accreditano attraverso l'app, ai contenuti che vengono pubblicati anche dalle direzioni territoriali. Cosa ci hanno detto i giornalisti nel focus group? Forse vi può incuriosire. È stato interessante perché loro hanno evidenziato la perfetta integrazione del canale mobile con il portale, e quindi come era, diciamo, sì, all'inizio, hanno visto nell'app diciamo, l'immediatezza, la semplicità, quindi l'aspettativa di avere nel qui ed ora immediatamente contenuti freschi, aggiornati, e anche hanno chiesto però in più di avere anche delle anticipazioni sui dati che l'INPS diffonde e pubblica, perché ovviamente questo è funzionale a un'attività di tipo redazionale, quindi a pianificarsi anche delle uscite. Quindi hanno espresso questo tipo di aspettative, mentre hanno considerato il portale web come il canale per gli approfondimenti, per la consultazione degli archivi. Voi sapete che noi abbiamo moltissimi osservatori statistici
che aggiorniamo costantemente con un calendario che viene pubblicato all'inizio di ogni anno, e quindi diciamo che nell'app noi abbiamo anche valorizzato questi aspetti. Quindi le esigenze che abbiamo complessivamente raccolto, vedete, sono sintetizzate sulla sinistra. Da parte del panel dei giornalisti hanno chiesto semplicità e sinteticità, ovviamente, usabilità immediata, navigabilità diciamo delle varie sezioni, aggiornamento continuo anche attraverso servizi di notifiche email e push, evidenza delle notizie più recenti e anche più importanti, quindi il tema della gerarchia della notizia, anticipazioni e calendario degli eventi con una vista settimana o mese, e poi hanno chiesto anche integrazione con contenuti del portale. E noi abbiamo, vedete sulla destra, risposto a queste esigenze definendo questi requisiti, quindi pensando di rifare l'interfaccia grafica, migliorare la navigazione, creare questa sezione in evidenza con gli ultimi contenuti pubblicati, il calendario con gli eventi di 3 tipologie, poi li vedremo, servizi di notifica, e quindi tutte le esigenze le abbiamo diciamo così raccolte. Ovviamente abbiamo dato molta importanza anche alle esigenze interne e alla richiesta in particolare, che ho detto prima, di pubblicare notizie dai territori, di disporre anche, perché abbiamo sempre avuto un problema di integrazione delle mailing list a livello centrale di ufficio stampa con i colleghi responsabili dell'informazione istituzionale e delle relazioni col pubblico delle direzioni regionali, che gestiscono appunto le relazioni con i media, e la nostra collega Martina Sartori della direzione regionale Veneto, che adesso ci sta seguendo, è entrata nella vostra rete di comunicatori del Veneto, e quindi insomma sicuramente potrà condividere in futuro con voi, no, ulteriori notizie dall'INPS e dalla direzione regionale Veneto. E quindi questa possibilità di condividere le notizie sul territorio e di rilanciare con i contenuti anche nei social e nelle chat l'abbiamo tenuta in considerazione nello sviluppo. Il sistema che vedete qua si articola in diversi componenti. È stato piuttosto complessa questa fase di sviluppo perché, come vi dicevo, abbiamo dovuto prevedere di inserire delle funzionalità, diciamo, di CMS, anche se piuttosto semplificate, per la pubblicazione di questi contenuti redazionali, e abbiamo dovuto diciamo così, ripensare gli automatismi da portale per alimentare la pubblicazione dei contenuti istituzionali in automatico nell'app. Abbiamo dovuto sviluppare questo calendario che viene anche alimentato sempre a livello redazionale, a livello centrale, con gli eventi. Alessandra, sì. Scusami, abbiamo per una questione di tempi, dovremmo fare l'intervento a Barbara. Sì. E se vuoi, dopo noi lo riprendiamo. Ti devo dire che come giornalista, usando un termine forse un po' geograficamente circoscritto, ma che rende l'idea, io vado in brodo di giuggiole, si dice qua da noi. Perché un'altra cosa, perché sono giornalista e quindi l'attenzione che avete posto nei nostri confronti veramente mi fa piacere. E poi perché ci hai ribadito un concetto che sempre noi diciamo alla nostra rete di comunicatori: dobbiamo metterci lato utente o stakeholder, come li ha chiamati, o clienti, come li ha chiamati invece stakeholder, che li chiamava prima Guido. Per una questione di tempo passerei la parola a Barbara Tonetto, che so che poi deve prendere un treno, e ci trasferiamo al Comune di Firenze. Io volevo intitolare questo intervento "Quanta è bella Firenze anche sui social", mi raccomando anche, perché quella anche ci sta la differenza. Tra l'altro non so se lo posso dire, ma ormai mi prendo la responsabilità, lo dirò: Barbara Tonetto da Sinistra Piave al Comune di Firenze. Lei è la responsabile dei canali di comunicazione, quindi è una nostra inviata a Firenze. Ti passo la parola all'inviata. Intanto buongiorno a tutti, mi scuso per aver interrotto la collega, ma ho un treno che mi riporta a Firenze, perché adesso sono in zona Piave, tra l'altro, faccio questo intervento. Allora, passo subito a condividere lo schermo, così non perdiamo tempo ulteriore. Vediamo un po'. Ci siamo, spero. Bene. Allora, come diceva Enrico, lavoro al Comune di Firenze, sono la responsabile dell'ufficio canali di comunicazione che gestisce, anche in questo senso sintetizzo molto, ma gestisce alcuni canali
di comunicazione istituzionale, sia canali tradizionali, abbiamo la possibilità di gestire direttamente alcuni outdoor sia digitali che poi affissioni cartacei, gestiamo il sito principale, quindi la rete civica e i siti tematici, coordiniamo i siti tematici e infine, che poi è il tema di questo intervento, 4 canali social attualmente. Parlo di Facebook, Instagram, YouTube e Telegram. Esiste anche un account Twitter che è in capo all'ufficio stampa, quindi questa è un po' l'organizzazione che ci siamo dati. Attualmente lavorano con me altre 7 collaboratori e abbiamo, diciamo, una organizzazione, una struttura, un'organizzazione abbastanza ormai strutturata. Siamo in questo numero, anche se abbiamo perso qualche collaboratore, dal 2016. E già da allora l'elemento del team, della squadra, è veramente stato centrale. Lo è soprattutto oggi, che usciamo da un anno e mezzo di lavoro agile e continuativo. Ecco, quindi l'organizzare il lavoro della squadra è stata veramente fondamentale. E visto che parlo di team, l'ho citato anche nel titolo, parto da questa foto a cui noi siamo molto affezionati, che definiamo quasi una foto caravaggesca. Rappresenta un momento anche particolare perché è l'ottobre del 2016 e io alla scrivania sto postando il nostro primo post su Instagram Città di Firenze. Ottobre 2016, e considerate che oggi Instagram, che è il nostro canale social che cresce in maniera più significativa, ha superato i 60.000 follower, senza anzi, questa è la parola giusta, senza poter ricorrere a sponsorizzazioni, perché insomma le pubbliche amministrazioni per ora sono abbastanza vincolate e quindi diciamo che potete così intuire che molto si gioca intorno al lavoro del redazionale. Noi ogni mattina, adesso dall'ultimo anno e mezzo lo facciamo su un portale, ci organizziamo queste riunioni redazionali in cui di fatto analizziamo quelli che sono i contenuti che sono stati pubblicati e da pubblicare. Quindi definiamo in particolar modo quello che è il calendario editoriale. Con particolare attenzione a 2 canali di cui io parlerò, che sono Facebook e Instagram. Per noi sono oggi 2 canali di comunicazione fondamentali. Già da subito comunque, anzi ad essere più precisa, soprattutto in occasione dell'apertura di Instagram, l'apertura di Instagram in qualche maniera ci ha obbligato a interrogarci su 2 questioni. La prima sulla questione dell'identità. Prima Enrico diceva quanto è bella Firenze sui social e di fatto la nostra domanda dall'inizio è stata: come facciamo come possiamo distinguerci dalle decine di account che raccontano quanto è bella Firenze? Primo elemento, questo era un po'. E secondo luogo, come possiamo fare per non perdere, o anzi per garantire sempre e comunque la nostra natura di canale istituzionale? Cioè, certo, i social non sono nati per la pubblica amministrazione, quindi la pubblica amministrazione deve adattarsi a quello che è il linguaggio dei social, sicuramente, però è anche vero che la pubblica amministrazione non può perdere la propria natura e quindi su questo punto ci siamo molto interrogati. E devo dire che, lo accenno, poi lo vedremo perché condividerò alcuni esempi con voi, questa cosa, questo poter comunque difendere la natura istituzionale, la nostra funzione pubblica, ha portato beneficio a entrambi i canali. Ossia, per Instagram abbiamo cominciato in maniera sempre più sistematica a introdurre testi, oltre alla cura dell'immagine, perché comunque Instagram è soprattutto un canale visual, però abbiamo cominciato a lavorare sui testi, con i limiti certo imposti dallo strumento, quindi non più di 2000 caratteri, l'attenzione agli hashtag, però comunque testo. Dall'altra parte Facebook, comunque da sempre un canale, uno strumento maggiormente testuale, abbiamo cominciato a curarne anche l'aspetto grafico, sia da un punto di vista dell'immagine fotografica o del video, o anche grafico, prettamente grafico. Quindi questo era un pochino il primo tema
che abbiamo cercato di affrontare. Il secondo tema era la questione del rapporto tra i contenuti, tra i diversi social. Di fatto, per ragioni sia pratiche, cioè numero di persone che possono lavorare, sia tecnologiche. Oggi la suite business ti consente di programmare contemporaneamente i post sia su Facebook che su Instagram. Quindi noi volevamo in qualche maniera evitare il rischio di pubblicare lo stesso contenuto sui diversi canali, in particolar modo Facebook e Instagram. Quindi anche qui abbiamo cercato di mettere attenzione. Oggi, quindi non lo so cosa succederà domani, perché devo dire che con me lavorano anche delle persone che sono anche così curiose, che non fa mai male. Oggi un po' la nostra linea editoriale nella gestione di Facebook e Instagram è questa, cioè condividiamo dei contenuti ovviamente con i necessari adattamenti in termini di adattamenti sia dal punto di vista dell'immagine, cioè laddove serve orizzontale piuttosto che verticale, chiaramente, sia da un punto di vista del linguaggio, testi più lunghi o testi meno lunghi, però condividiamo almeno questi contenuti, almeno 3 sezioni, vi dico. Innanzitutto, e ve li introduco, i buongiorno della mattina. Cioè, ogni mattina sia Facebook che Instagram aprono la giornata con un buongiorno, che può essere un buongiorno fotografico o di video, oppure, che è la terza immagine che vi ho introdotto, attraverso una rubrica che si chiama Once Upon a Time in Florence, che un po' riecheggia il Sergio Leone con molta umiltà ovviamente, nella quale cerchiamo un po' di raccontare in quel giorno particolari fatti legati alla città. Allora, 2 parole sui buongiorno fotografici. Anche qui, quando vi dicevo, no, che i 2 canali si sono influenzati in maniera positiva, le immagini, le foto sono sempre foto originali, cioè da sempre noi utilizziamo foto originali realizzate da noi. Delle volte sono foto molto belle perché abbiamo un collega che è un fotografo molto bravo, altre volte sono foto amatoriali realizzate con un semplice cellulare, ma comunque sono sempre foto curate. Quell'elemento della cura, ecco, è un elemento che da sempre caratterizza il nostro lavoro. La cura nella scelta, ripeto, delle immagini. La seconda screenshot che vedete, tra l'altro il primo, tanto per farvi vedere come interagiscono i canali, no? Il primo è su Instagram, il secondo è su Facebook, e è il caricamento di un video che ha tecnicamente, cioè se vogliamo usare un termine così un po' leggero, ha spaccato perché ha superato i 2 milioni di persone raggiunte. È un breve video, non in diretta, perché io come scelta editoriale non pubblichiamo video non facciamo dirette Facebook, se non cose brevissime e certissime, cioè protette da possibili interruzioni, parolacce, eccetera. Quindi è un breve video che racchiude in sé tutti gli aspetti positivi di un post con un video, ossia un video originale, breve e legato alla tradizione storica, perché racconta lo scoppio del carro, una tipica tradizione fiorentina del giorno di Pasqua. E poi in questo caso avevamo un ulteriore elemento che era quello dell'esclusività. Cioè noi abbiamo ripreso un evento che era chiuso al pubblico per l'emergenza Covid e quindi lo abbiamo offerto ai cittadini, e questa è la ragione poi sicuramente del successo. Anche dal numero dei commenti potete vedere, insomma, è comunque una città di medie dimensioni, Firenze, non è una mega metropoli. E l'ultimo invece post fa riferimento appunto a questa rubrica legata alla storia della città, gli eventi piccoli e grandi della città. Ecco, in questo caso chiaramente è più forte il lavoro redazionale, perché i colleghi devono ricercare contenuti e adattarli. Le immagini, per ovvie ragioni, sono immagini d'archivio. Altra rubrica, altri contenuti che condividiamo, e anche qui ho alternato screenshot
Facebook e Instagram proprio per farvi vedere, sempre da mobile. Allora, sto corso, ma comunque stamattina primo pomeriggio, sì. Ok, grazie. Sono tre rubriche, dalla più recente che è Tracce di Dante, anche qui legata al 700° anniversario della morte di Dante, linea foto originale nostra e ugualmente l'adattamento grafico. Testo ugualmente, chiaramente legato ad eventi, in questo caso è un percorso legato alle lapidi dantesche che ripercorrono posti in vari luoghi della città. Il secondo fa riferimento ad una rubrica che noi riproponiamo dall'anno scorso durante il mese di di marzo, è dedicato a grandi donne fiorentine più o meno conosciute. In questo caso Margherita Hack, anche qui linea grafica originale. Ultimo è una nostra rubrica ormai a qualche anno legato al lessico fiorentino, quindi modi di dire fiorentini con gli esempi. Anche qui andiamo chiaramente a stuzzicare quello che è il senso di appartenenza. Dicevo prima, no? La tradizione, il senso di appartenenza sono un tema molto molto amato, e quindi si va un po' a stuzzicare questo, i commenti sono sempre molto divertenti. E questo, diciamo, è il mondo delle rubriche condivise. E qui ci avviciniamo poi a quello che è un po' il discorso che avevo detto all'inizio, no? Salvaguardiamo la nostra identità di comunicatori istituzionali. E altro tipo di contenuti condivisi sono campagne di comunicazione, ve ne ho posta una che ormai purtroppo ha qualche anno, ma l'anno scorso abbiamo potuto lavorare ben poco su campagne di comunicazione che non ruotassero intorno al Covid. Questa è una campagna di comunicazione dedicata all'affido familiare, anche qui materiale grafico, video realizzato completamente da noi. Questi tra l'altro sono genitori affidatari che si sono prestati, quindi che abbiamo intervistato, abbiamo costruito i testi. I social hanno partecipato alla campagna di comunicazione, perché poi abbiamo utilizzato anche gli altri canali più tradizionali, gli outdoor, il sito internet. Seconda immagine che vedete è il lavoro che abbiamo fatto in occasione delle elezioni europee, soprattutto amministrative del 2019. Anche qui i social hanno accompagnato quella che era la comunicazione di servizio per i cittadini. Abbiamo introdotto una linea grafica adattata, sui social sintesi dei testi che poi rimandavano per gli approfondimenti al sito internet. In questo caso il riferimento al sito internet era inevitabile, perché insomma sono argomenti anche abbastanza complessi, anche se cerchiamo il più possibile di evitare i link ai siti esterni. Questo parlo soprattutto per Facebook, perché come sappiamo Facebook non ama uscire, cioè non ama che i propri utenti escano dal proprio ambiente, e quindi in questa maniera cerchiamo, entro i limiti possibili, di gestire il contenuto in pancia, perché il rimandare al sito internet poi ha come effetto quello comunque di diminuire la carica, la potenza del post. L'ultima diciamo, screenshot fa riferimento a un tipo di comunicazione di servizio che ormai è gestita, che ormai gestiamo da qualche anno, che riguarda l'allerta meteo della protezione civile. Anche qui una linea grafica chiaramente concordata con la protezione civile che richiama quella che sono gli elementi grafici, la linea grafica nazionale. In questo caso abbiamo fatto la scelta di pubblicare le allerte, e poi anche durante l'estate le allerte legate alle temperature elevate, post su Facebook, mentre storia su Instagram. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire lavorare con una grafica quadrata o orizzontale su Facebook e verticale su Instagram. Quindi questo per dirvi che comunque anche quando i colleghi anche in forma amatoriale fanno fotografie, fanno foto, vedono delle cose particolari, ormai è automatico per loro fotografare in orizzontale e in verticale, perché i canali comunque sono diversi e possono avere esigenze diverse. Sempre dentro la comunicazione
di servizio. Vi vorrei così in qualche maniera mostrare un po' il lavoro che ci ha caratterizzato, e penso molte amministrazioni anche che sono qui presenti, la comunicazione, l'informazione di servizio legata all'emergenza Covid. Anche qui abbiamo individuato una linea grafica che poi ha subito nel corso dei mesi degli adattamenti anche cromatici, che abbiamo introdotto, devo dire la verità, perché quel verde e quell'arancio sono anteriori al decreto che introduce i colori alle zone, quindi poi abbiamo dovuto un po' correggere il tiro per non creare confusione. E anche in questo caso sintesi dei contenuti sui social, sui post soprattutto, sia per Instagram che Facebook, e rimando all'articolo generale in rete civica. Anche in questo caso era inevitabile perché comunque la materia era estremamente complessa, però abbiamo cercato di mantenere un filo continuo in termini di identità di quello che è poi il contenuto che ruotava e ruota intorno al Covid. Ultima cosa che vorrei dirvi, e scusate anche magari la sintesi, ma ho cercato un pochino di toccare i vari temi, è la questione delle promozioni, cioè i canali che promuovono l'uno l'altro. Allora ho pensato di prendere 3 esempi. Allora, il primo è questo buongiorno dal Facebook, che in realtà pubblica, sempre direttamente, non condividendo per le ragioni che vi ho detto prima, e pubblica mensilmente il cosiddetto mese di Instagram, cioè ogni mese i colleghi montano in un video tutte le foto uscite su Instagram. Lo stesso video viene comunque promosso anche sul canale Facebook. Il secondo esempio è la promozione di un evento, e il secondo esempio è su Instagram, ma potrebbe essere anche su Facebook, è la promozione di un evento che da lì a poco sarebbe svolto in streaming sul canale YouTube. Allora, vi dicevo prima, noi cerchiamo, perché non è semplice, soprattutto con gli amministratori, far capire che Facebook non può diventare il canale delle dirette di tutti gli eventi possibili e immaginabili, dalla durata incredibile, perché altrimenti non potremmo fare nient'altro, perché comunque noi abbiamo per linea editoriale non pubblichiamo più di 4-5 post al giorno, 4 su Facebook, 1-2 su Instagram. Per cui far capire che non poteva diventare lo spazio delle dirette di tutti è stata ed è difficile. Per cui abbiamo puntato su un nuovo canale YouTube recentemente aperto, che si chiama proprio Dirette Streaming Comune di Firenze, dedicato esclusivamente alle dirette streaming, di cui noi gestiamo il calendario anche, perché dopo un primo momento così di anche incapacità nell'organizzarsi, ora effettivamente il numero degli eventi che vanno in diretta streaming insomma è cresciuto parecchio. Rimarrà tale, immagino, fin tanto che non sarà possibile poi realizzare di persona. Quindi stiamo puntando parecchio su questo canale YouTube, distinto da quello generale Città di Firenze, nel quale invece vengono caricati i video, quindi non lo occupiamo per le dirette, proprio per questa cosa che vi dicevo prima, sono un numero significativo. L'ultimo screenshot è dedicato a una storia non so se Facebook o Instagram, ma comunque noi da poco, vi dicevo, da pochi mesi abbiamo aperto questo canale Telegram che gestiamo come una sorta di newsletter, quindi un elenco di eventi che rimandano poi ai siti per gli approfondimenti. Usciamo per ora 2 volte la settimana e ogni volta, ogni uscita è anticipata come da storie su Instagram e su Facebook, cui si invitano i cittadini a iscriversi al canale Telegram. Devo dire che la crescita è lenta ma continua, perché dopo il primo botto ovviamente di iscrizione, adesso comunque abbiamo notato che subito dopo ogni storia comunque c'è sempre una piccola crescita in termini di iscrizione, quindi continuiamo su questa strada, insomma, con costanza e con impegno anche. E quindi con questa, diciamo, ultima riflessione, insomma, breve
parola incentrata appunto su Telegram, che è l'ultima creatura che stiamo portando avanti. Ritorno da dove ero partita, cioè da questo gruppo di lavoro, che tra l'altro la foto non aggiorna la situazione attuale, però credo veramente che sia un po' il fulcro di tutto, perché all'inizio del nostro lavoro, soprattutto sui social, ci eravamo resi conto che il pericolo era quello di far sì che magari Instagram diventasse il canale gestito dai colleghi con maggiori competenze grafiche e Facebook quello con maggiori competenze redazionali, con il rischio poi che ciascuno acquisisse un'identità certo distinta, che è necessaria, però anche senza contatto. Quindi il lavoro di redazione cerca sempre di rimettere insieme i fili di questo lavoro. Io terminerei qui e vi ringrazio. Non so Grazie Barbara. Se hai un minuto solo al volo, c'è una domanda di Alessandra, certo, che vedo adesso, che chiede in che termini collaborate con l'ufficio stampa del Comune. Allora, diciamo che noi consideriamo i comunicati stampa la fonte principale di tutto ciò che pubblichiamo. Quindi diciamo, esiste anche perché la direzione è la stessa, non ci incontriamo fisicamente o comunque in maniera programmatica, però ci assicuriamo sempre che qualsiasi cosa venga pubblicata sia preceduta da un comunicato stampa, quindi diciamo un rapporto continuo, anche se magari non molto strutturato. Grazie, grazie Barbara. E a me ricorda anche qualcosa dell'ultima cena. Sì, è vero, è vero. Ma il discorso del caravelle un po' più sorridente. Senso. Grazie Barbara, e so che devi scappare. Quindi scuso, ma non avevo previsto che questo fine settimana sarei stata dei miei, quindi vi saluto, è stato un grande piacere. Grazie. Poi se ci sono domande particolari, insomma, tramite Ilenia, ci siano problemi. Torna a fare allora l'inviata per noi a Firenze. Bene, grazie. Vedo che Alessandra e Guido stanno già parlando sulla chat, hanno risposto. Ho un debito con Alessandra, io le darei ancora 5 minuti magari per fare il poll e concludere. 5 minuti perché siamo un po' lunghi, se vuoi Alessandra. Sei muta? Sei in muto, Alessandra? Scusaci Alessandra, sei in muto? Sì, eccomi. Perfetto, eccoti. No, non mi dava modo di fare, di togliere il muto e di condividere insieme. Ok, dicevo, in questo schema vedete più o meno la struttura dell'attuale sistema di gestione dell'app. Vedete a sinistra quelle che sono le fonti dei dati che alimentano poi la sezione in evidenza, e vedete che c'è un componente di back-end intranet che vi dicevo serve per la pubblicazione dei contenuti redazionali, che ha sia funzioni di content management system e sia funzioni anche di gestione dell'anagrafica. L'anagrafica, l'elemento interessante è che l'anagrafica e le liste di distribuzione sono connesse alla funzionalità di pubblicazione di contenuti per assicurare i servizi di notifica. E il front-end, diciamo, internet è stato sviluppato per consentire l'interazione con l'utenza, che può anche modificare i propri dati di accredito e le proprie preferenze rispetto ai servizi di notifica e alle newsletter. Ovviamente poi abbiamo le newsletter gestite con questo batch, ecco, e i collegamenti tramite web service per andare ad alimentare il front-end mobile, vedete qua. Ora, diciamo che questa struttura poi deve essere gestita, nel senso che noi abbiamo due tipologie di, diciamo così, due meccanismi di aggiornamento. E per quanto riguarda i contenuti redazionali nuovi che abbiamo introdotto, sia all'interno della sezione in evidenza abbiamo la possibilità di pubblicare delle ultime notizie,
o ultimi dati anche amministrativi, nel caso per esempio di rilascio di nuove prestazioni tipo, non so, reddito di cittadinanza. Quando siamo partiti i giornalisti chiedevano tantissimo i dati delle domande, eccetera. Ecco, questa tipologia di dato amministrativo, non statistico, ecco, può essere veicolato anche attraverso l'app, attraverso dei comunicati. E il calendario, vi dicevo, lo possiamo aggiornare a livello centrale e invece le notizie dal territorio possono essere pubblicate da tutti quanti i redattori delle direzioni regionali e di coordinamento metropolitano e sono accessibili attraverso una cartina che troverete nell'app, che vi invito ovviamente a scaricare, e che è accessibile da un'iconcina che è in fondo alla sezione comunicati e news. Quindi abbiamo fatto la scelta di aggregare tutte le notizie, quindi nel repository delle notizie e dei comunicati, gli ultimi 10 che ci hanno chiesto i giornalisti di mettere in evidenza per accedervi più agevolmente, trovate anche il punto d'accesso alle news dal territorio. Vi dicevo che questa organizzazione è piuttosto complessa dal punto di vista della gestione, ovviamente, no? Il team, come diceva la collega Tonetto, c'è tutto un tema di organizzazione di un team di redazione. Questa che vedete è la nuova sezione in evidenza, in cui ho messo anche degli esempi di ultime, quindi i contenuti, quelli segnati indicati dalle frecce gialle, sono quelli redazionali, mentre il freccione blu indica i contenuti che vengono aggiornati con degli automatismi da portale, quindi i contenuti istituzionali. Rispetto a questi contenuti istituzionali, siccome noi possiamo esporre soltanto l'ultima notizia, l'ultimo comunicato, l'ultima circolare, l'ultimo messaggio, nel caso in cui nel portale venissero pubblicati più contenuti, possiamo attraverso il back-end intranet gestire la gerarchia della notizia e quindi esporre quello più rilevante come da richiesta dei giornalisti. Vedete che c'è il calendario accessibile e in fondo la sezione ultimi dati, che di fatto è un campo testo con un file allegato che viene poi notificato ai giornalisti accreditati, quindi non è visibile anche all'utente cittadino in particolare, perché si dà questa precedenza al giornalista, ovviamente in quanto intermediario e partner nella diffusione dell'informazione istituzionale. Qui vedete il dettaglio del calendario. Vedete che ogni tipo di evento ha un colore differente. In rosso abbiamo connotato gli eventi che possono essere, non so, eventi, convegni, webinar, eccetera. E in verde avete gli aggiornamenti degli osservatori statistici, con possibilità, se cliccate sopra, poi di trovarvi sotto il link, come qui ho evidenziato, per accedere direttamente all'osservatorio nel portale e quindi scaricare i dati, consultare i dati. E, diciamo, in azzurro in genere è segnato il giorno corrente e in blu scuro le conferenze stampa, che non abbiamo, diciamo, più fatto molto nel momento in cui è scoppiata la pandemia, come potete facilmente immaginare. E una cosa molto interessante diciamo, del back-end di gestione è che noi possiamo invitare direttamente da questo back-end, non solo possiamo creare l'evento nel calendario esposto nell'app, ma possiamo anche invitare in automatico le liste di giornalisti che noi abbiamo previsto di accreditare sia dall'interno, quindi sia a cura dei referenti e delle relazioni con i media anche a livello territoriale. Nel caso del Veneto Martina Sartori, ve la segnalo perché se avete così interesse per accreditarvi potete scriverle martina.sartori@ims.it. E quindi in questo caso, diciamo, l'accredito è gestito da back-end e si viene, diciamo così, inclusi in una rete di giornalisti proprio in qualche modo certificati, perché noi non abbiamo messo credenziali di accesso per rendere più facile l'utilizzo di questa app. Chiunque può scaricare questa app, qualsiasi cittadino, non soltanto i giornalisti, per cui c'è una trasparenza, un'apertura e un interesse a diffondere il più velocemente possibile l'informazione istituzionale e cerchiamo di incoraggiare questo anche attraverso la funzionalità dell'accredito che adesso vi mostro e che vi permette di ricevere in automatico notificate tutte le notizie che la direzione territoriale del vostro territorio pubblica. Quindi qui vedete la maschera di accredito sulla destra che è accessibile sia dalla sezione delle informazioni in alto, questa I, quindi se cliccate qua potete accedere anche alla sezione maschera di accredito, oppure da questa iconcina che vedete in basso con questa omino con il segno più. Eccolo qua.
Quindi vi suggerisco di accreditarvi, perché il valore aggiunto dell'accredito anche da app consiste nella possibilità di ricevere queste notifiche in automatico per tenervi aggiornati. Quindi voi potete, mettendo le spunte nella maschera di accredito, ricevere sia la newsletter giornaliera e sia la newsletter settimanale con tutte le notizie di tutte le direzioni territoriali dell'INPS. Qui trovate sempre nella sezione accessibile dalla I anche i contatti, oltre al link per andare l'icona della maschera di accredito. E quindi diciamo, suggerisco a tutti i colleghi di scaricarla e di accreditarsi in modo tale da poter seguire un po' tutte le novità. Ecco, vedete che nella sezione comunicati e news, che è la seconda sezione più importante di repository, diciamo, delle ultime 10 notizie, degli ultimi 10 comunicati pubblicati per data, ordinati per data, come richiesto dai giornalisti, poi trovate in basso questa iconcina con la cartina d'Italia da cui potete accedere alle notizie del territorio. Se entrate in questa cartina, cliccando sulla Regione Veneto, potrete accedere alle notizie pubblicate dalla direzione regionale. Questo che vedete qui è la pagina della intranet da cui si accede anche al back-end di gestione, quindi i redattori del territorio trovano nella intranet il punto d'accesso, ovviamente sono abilitati diciamo, per fare questo loro lavoro e hanno ricevuto la loro formazione. Questo è un esempio di notifiche automatiche che potrete ricevere nel momento in cui vi andate ad accreditare tramite l'app. Quindi voi riceverete, come dicevo, istantaneamente una mail che arriva da No Reply nuovi contenuti, notifica nuovi contenuti app ufficio stampa INPS con il link per accedere alla notizia pubblicata dalla direzione regionale Veneto. Questo link vi porta nel front-end internet, perché se la regione e se la direzione regionale pubblica anche degli allegati, questi non sono fruibili dall'app, ma dal front-end web. Quindi l'accredito porta con sé il vantaggio di poter fruire pienamente dell'informazione che noi diffondiamo. Dobbiamo stringere. Sì, finito. Vi faccio solo vedere anche l'invito che arriva dal front-end con la possibilità di cliccare sul pulsante partecipo per confermare la propria adesione. Quindi è tutto automatizzato. Queste sono le notifiche, diciamo, ecco, i dati, solo questo. Per ribadire l'importanza della comunicazione, volevo farvi vedere questi dati, l'andamento dei dati di download e di installazioni su iOS e Android, per far capire quanto è cruciale la comunicazione. Basta, diciamo, smettere, diciamo, interrompere questo processo di ascolto, restituzione e miglioramento per avere subito una perdita, ovviamente, no? In termini di attenzione da parte dell'utenza. Quindi questo ve lo dico perché è fondamentale, se fate co-design, se puntate a coinvolgere l'utenza, poi mantenere questa relazione con la comunicazione, con diciamo tutte le modalità necessarie. Qui vedete insomma che il rating è molto positivo. Ecco, i nostri prossimi passi vi includono come potenziali, diciamo così, utenti che ci interesserebbe molto coinvolgere anche per il miglioramento di questa app. Vi ringrazio. Resto a disposizione. Grazie Alessandra. E visti i tempi darei la parola a Luca De Pietro, il direttore della strategia ICT e dell'agenda digitale della Regione del Veneto, per una conclusione. Devo dire veramente molto interessanti i vostri interventi, tutti. Luca? Anche il mio, Enrico, è interessante. Guarda, sulla fiducia ti anticipo di sì, ma non vorrei creare grandissime aspettative però poi. Visto l'orario, no, veramente, guarda, io mi collego alla tua ultima frase, devo veramente ringrazio sentitamente Guido Ceccarelli, Alessandra Fornace e Barbara Tonetto, perché ci hanno dato uno spaccato veramente molto analitico ma molto prezioso di quello che stanno facendo nel mondo del lavoro. E sicuramente molti di quelli dei nostri componenti della rete staranno pensando, come l'abbiamo pensato un po' tutti, sì, ma c'è una grande organizzazione, hanno tante risorse, hanno tanti soldi, hanno un bellissimo team e una foto
è una foto simpaticissima, sì, tutto vero, ma poi se, come faceva segno anche adesso Alessandra, poi se si entra nel dettaglio si scopre che poi anche queste grandi organizzazioni, poi le persone che si occupano di comunicazione di ambiti specifici sono sicuramente poche e spesso magari non valorizzate come dovrebbero. Però io ho tratto 3 aspetti che mi sembrano fondamentali, ma veramente poi chiudo. Uno è il tema della multidisciplinarità. Sì, parliamo di comunicazione, ma come abbiamo visto in realtà bisogna avere competenze un po' sempre più ampie, perché poi mettere assieme il grafico, il comunicatore, chi fa il video, il coso, cioè bisogna riuscire a mettere assieme un gruppo di lavoro veramente eterogeneo. Creatività. I progetti che abbiamo visto hanno sicuramente una dote di creatività che è in parte interna all'organizzazione, in parte in qualche modo attivata attraverso l'attività di co-design con gli utenti, come ci ha fatto vedere prima Alessandra. E poi c'è una parola che mi è piaciuta molto, l'hanno detta un po' tutti, l'ha detta Alessandra adesso, l'ha detta prima Barbara, l'ha detta all'inizio Guido, pianificazione, no? L'hai detta anche tu, cioè sembra che tutto sia perfetto solo perché in realtà c'è qualcuno che ha pianificato. Pianificazione non vuol dire seguire in maniera rigida un piano tout court, ma vuol dire avere un piano e poi adattarlo quando il contesto cambia. Ecco, questo mi sembra un passaggio veramente fondamentale dell'incontro di oggi. Io veramente li ringrazio ancora perché è un passaggio fondamentale. Il contesto in cui noi viviamo oggi è quel contesto che descriveva molto bene Ilenia all'inizio, la digitalizzazione delle entrate e quant'altro. C'è un ulteriore tassello che mi permetto di aggiungere al contesto su cui in qualche modo anche la nostra rete dovrà ragionare. Abbiamo un PNRR, un Piano Nazionale Resilienza e Ripartenza, che attribuisce solo 10 miliardi di euro alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. In questo piano ovviamente il tema della comunicazione non è trattato come vorremmo, ma questo non vuol dire che noi non possiamo essere protagonisti. Quindi sicuramente sì, dovremmo pensare a un contesto dinamico e il nostro contesto sta cambiando anche perché c'è il PNRR e quindi dovremmo sicuramente pensare che alle prossime puntate qualche idea, qualche riflessione, qualche spunto anche verso questo fronte è fondamentale. Quindi grazie ancora ai relatori, ma soprattutto grazie per i contenuti che ci avete dato, sono stati veramente molto preziosi. Io ho apprezzato molto, grazie. Grazie a te Luca. Guarda, abbiamo anche un debito con i nostri comunicatori. Andrea Ferro chiedeva altri canali per dirette streaming, Twitch. Sì, Twitch è un canale per dirette streaming. E se qualcuno dei nostri ospiti vuole rispondere al volo a Valerio Stragliotto, che chiedeva interessante la gestione della comunicazione sui social, ma i servizi digitali come li avete sviluppati, chi li ha realizzati, sono disponibili in riuso, perché c'è il problema, ci ricorda Valerio, che i piccoli comuni, le software house propongono servizi non eccezionali a prezzi molto elevati. Ma guarda, credo che Valerio si riferisse prevalentemente all'intervento di Barbara, perché Barbara si è molto concentrata sulla parte social e lui forse chiedeva di capire me. Però solleva questo discorso del riuso e dell'accessibilità ai servizi informatici da parte delle piccole organizzazioni, che indubbiamente è un tema che va considerato. Giustamente, come diceva prima Luca, si può avere l'impressione, parla INPS, parla una grande organizzazione, una struttura che ha contratti, risorse, tutto quello che vuole. Attenzione a una cosa, quando si è molto grandi si rischia anche il fenomeno dell'elefante in cristalleria, però, cioè noi siamo molto grandi, abbiamo grandi disponibilità, ma la macchina organizzativa è anche molto più farraginosa, è anche molto più complessa da muovere, quindi non è sempre un vantaggio su tutti i fronti. Di certo noi, oltre a cercare di andare nella direzione di quello che l'utente vuole, dove lo vuole e nel modo in cui gli è comodo, pensiamo anche a avere alla possibilità di avere un ruolo di supporto, di sostegno nei confronti delle altre amministrazioni, in particolare di quelle più piccole che magari hanno capacità di intervento inferiori alle nostre. Da questo punto di vista noi abbiamo fatto un primo esperimento proprio in tempi recentissimi di condivisione per esempio proprio per il mobile. Noi abbiamo realizzato un componente, un SDK che serve a gestire l'autenticazione SPID sul servizio mobile. Questo componente
lo abbiamo realizzato in modalità riusabile e lo abbiamo messo a disposizione della community su GitHub, per esempio, e avviando così quello che vorremmo fosse un percorso di questo genere, per cui quando andiamo a realizzare delle cose che possono servire a qualcun altro, le rendiamo disponibili in piena coerenza con quello che peraltro le politiche di governo indicano per i criteri di riuso. Agid lo dice da tempo e via dicendo, quindi vorremmo cominciare a muoverci anche in questa direzione. Abbiamo fatto questo primo passaggio perché ci siamo accorti, per esempio, che nelle community non esisteva nessun tool preconfezionato che qualcuno potesse prendere e dire: sai, devo fare un'app con un accesso speed, c'è già il componente che mi serve. Non esisteva, perché esistevano dei semi lavorati, delle cose che poi andavano pesantemente poi perfezionate, per le quali avresti dovuto comunque interessare un system integrator o qualcosa. Noi abbiamo realizzato questo componente, l'abbiamo messo a disposizione, speriamo in questo modo di aver avviato un primo passaggio che vada proprio in questa direzione, perché è naturale che altrimenti si innescano quei fenomeni che dicevamo, che non sono soltanto il fatto che poi un'amministrazione locale più piccola si trova con dei fornitori che magari hanno anche dei prezzi elevati, ma è anche un discorso che io non sottovaluterei, di omogeneità del servizio. Cioè non è solo un discorso che mi costa tanto, ma costa tanto a me che magari sono l'amministrazione, faccio un esempio, di Verona, costa tanto a te che sei Milano, costa tanto a lui che è Venezia, e alla fine abbiamo speso tanto per fare 3 volte le stesse cose. Se riusciamo a mettere in moto un meccanismo di questo genere, per cui almeno su elementi comuni possiamo dare una mano, aiutarci, fare squadra e riutilizzare questi componenti che qualcuno magari ha già realizzato, certamente abbiamo anche un effetto di maggiore ergonomicità, economia e omogeneità di quello che andiamo a realizzare come sistema nel suo complesso. Grazie Guido. Ho visto che anche Alessandra ha risposto in chat. Sì, volevo aggiungere che è fondamentale, approfittare di queste opportunità che voi create, di queste reti che avete giustamente ingaggiato, perché soltanto parlandoci e condividendo noi possiamo puntare ad andare nella direzione che diceva Guido, di fare anche sinergie rispetto allo sviluppo dei servizi online. E volevo precisare che anche nel caso dell'app noi siamo riusciti a fare questo back-end internet per dare l'opportunità ai colleghi del territorio di pubblicare le notizie, facendo riuso di un'applicazione che avevamo noi già sviluppato nell'ambito di un progetto europeo. Quindi non è che abbiamo speso cioè, a proposito del tema delle risorse, no? E anche quello lì è un po' una leggenda, a volte non c'è tutto questo utilizzo di risorse, c'è molto riutilizzo anche internamente. Grazie Alessandra. Siccome ci staccano il satellite, mi sa fra un po', come si dice sempre nelle trasmissioni televisive, il saluto finale, Ilenia, che forse ci darà anche una previsione di data per il prossimo appuntamento, e ancora grazie ai nostri ospiti. Grazie, e vi arriverà sempre una mail e ci vediamo giovedì 10 giugno, sempre alle ore 11. Vi mando una mail però per conferma della data. Perfetto. Grazie a tutti i partecipanti. Ho visto che tutti sono rimasti fino alla fine. Se volete le poll alla fine, lanciarle proprio dopo, subito dopo, insomma, la conclusione del webinar, saremmo molto interessati alle risposte, ovviamente. E possiamo farlo? Chiedo a Giacomo. Giacomo non ci sente. Giacomo è già scaduto il tempo, ha detto basta. Ex post. Riusciamo a mandare i poll al volo? Giacomo? Eccoli qua. Dai, prendiamoci un minuto e facciamoli. Sono 2 se non sbaglio. Vi sarei grata, vi saremmo grati. Lanciali tu allora, Alessandra. Allora, intanto vogliamo capire quanto conoscevate già queste app dell'INPS, quindi le prime domande sono sempre su entrambe le app di conoscenza. Conoscevi o non conoscevi? Perfetto, quindi, sì, no. Cominciamo a rispondere, diamoci un 30 secondi, un minuto, il tempo, visto che sono 5 domande. Queste le avete già utilizzate come utenti?
E poi se nel caso dell'app avete utilizzato e sperimentato la funzionalità di prenotazione dell'accesso allo sportello di sede e quale modalità, se l'avete fatto, avete scelto, no? Quindi magari web meeting per non dovervi spostare. Su questo abbiamo già cominciato a pubblicare delle news con i dati nell'app ufficio stampa da parte di alcune direzioni regionali che hanno già fatto sintesi dei dati e mostrato la tendenza dell'utenza sulle preferenze. Continueremo magari a dare questo riscontro. Ultimi 20 secondi per il televoto, mi dicono dalla regia. Ecco. Però molti hanno Avete già risposto. mai inserito recensioni negli store che ci aiutano proprio a migliorarle? Avete conoscenza di questo materiale che ha preparato la direzione regionale 4 Passi NIMS e il progetto? Oh, un 24% vedo che conosceva INPS mobile, ok. Da pochi utenti vedo, pochi utilizzatori, 15%, sportelli di sede ancora meno, e quindi è stato utile anche per questo webinar forse. Hai mai inserito una recensione? Vabbè, questo è prevedibile. Utilizzeresti il materiale d'accordo e poi ci sono le altre sull'ufficio stampa, ma non so se facciamo in tempo o... Dai, facciamole al volo, mandiamole Giacomo se puoi. Sono sempre sì, no, veloci. Sì, ho visto, sono agili, infatti ho visto che hanno risposto... Fate prestissimo. Questa sarà più tosta, penso, perché qua forse giornalisti puri ce ne sono meno, Alessandra. Quindi... Sì, immagino. Però questo, ribadisco, può essere anche per chi fa ufficio relazioni con il pubblico, insomma, perché le notizie possono essere condivise attraverso le reti di contatti, nelle chat, possono essere condivise via email, potete prendere il link e rilanciarle se trovate che sono di interesse dell'utenza, quindi potete aiutarci a diffonderle. La mia risposta non sarà del tutto statistica, visto che tu mi avevi annunciato il servizio, mi avevi consigliato caldamente giustamente di scaricare l'app, quindi... Sì. Però vale lo stesso. Va bene. Poi se siete disposti a collaborare per migliorare questa app, le altre app, il portale e i servizi, ci date la vostra disponibilità, magari con l'aiuto dei colleghi dell'agenda digitale possiamo così invitarvi a qualche evento finalizzato al miglioramento dei servizi. Magari anche nella chiave delle sinergie di cui si è parlato prima, Guido, nella direzione che risultati, guarda Alessandra. Eccoli qua. Qui siamo proprio bassini, Mi sa che temo che il 3% sia rappresentato... Però vedo che molti utilizzano le liste WhatsApp e Telegram nel loro lavoro di diffusione delle informazioni, questo mi fa ben sperare. Questo mi incuriosiva molto anche a me, ti dico la verità. Ecco, quindi nel momento in cui magari così proveranno a sviluppare, a scaricare l'app e ad accreditarsi, magari ci sarà la possibilità che possano anche condividere qualche notizia nostra di interesse dei concittadini. Va bene, vedo anche una buona disponibilità per l'ipotesi di collaborare, quindi magari ci riaggiorniamo anche con Luca e Ilenia e vediamo insomma se riusciamo a organizzare un incontro a breve mirato a questo obietto. Perfetto. Grazie Perfetto. A tutti. Chiudiamo. Grazie Ilenia, grazie Luca, grazie Guido, grazie Alessandra, grazie in contumacia anche a Barbara, anche se l'intervento è stato molto interessante. Alla prossima. Ciao Enrico, grazie. Ciao a tutti, grazie.